Buonasera a tutti da Urca Network. Siamo in diretta dal campo comunale di Ambrogio, in provincia di Ferrara, sede della società Amici di Stefano, per la seconda giornata del torneo nazionale giovanile, il 25 Memorial Resca Gardinali. 10 squadre partecipanti, suddivise in 2 gironi, e solo le prime 2 si qualificano alle semifinali, 12 e 13 giugno. Diamo uno sguardo ai risultati della giornata, dove nel girone A la Rocca di Monselice ha battuto 3-2 l'Union Vis Lendinara, mentre nel girone B l'Arianese ha sconfitto sempre per 3-2 la formazione del Dribbling. Tra poco scenderanno in campo la Portuense Tusca, che ha battuto 5-1 alla Rocca di Monselice nella prima giornata, contro l'Union River, che invece esordisce questa sera, avendo avuto rinviare la partita lunedì contro il Gus Ferrara. La classifica da leggere il gruppo 5. Al momento vede ancora pochi risultati e sono ancora tutti aperti. Come avete capito, questa sera non c'è la nostra telecronologista fiscale Cinzia, c'è Roby. Grande Roby! Dopo vi aggiornerò sul risultato. Sì, ti tengo un posto qua allora. Antonio, tieni un posto lì e un posto lì. Sì, fai così. Adesso stiamo aspettando l'inizio della partita. Ci saranno adesso la lista dei ragazzi che vanno in campo e l'inno nazionale. Sì, fanno l'inno nazionale. Buona partita a tutti. Sam si è messo bene. Sì? No. Fanno da 45, 2 tempi da 45 minuti. Sì? Sì, perché siamo venuti anche ieri sera. No, 2 da 45. 40 ricordo. Adesso vediamo, tieni molto tempo quando inizia. Ah beh, ce l'ha per forza. Dai, andiamo! Dai, dai! Sì. Dai raga, dai! Signore e signori, buonasera, benvenuti allo stadio comunale Resca Marcellini di Ambrogio. 25esimo torneo nazionale giovanile Memorial Resca Gardinali. Settima serata di un legale programma categoria allievi. Vede di fronte la SD Union
Golding. 7 Tommasello Eric, 8 Pasqualotto Angelo, 9 Non si vede niente da lì giù. Stai qui allora? Convinto Aaron, 11 Ignolo Filippo, Antonio numero La mamma arriva. Ha fatto una tappa al bagno. Ah, ok, ok. 14 Fioravanti Luca, 15 Poli Luca, Basta mangiare. Ci vuoi appoggiare il No, gomito? no, no, vai, vai. Brandoloni, Franklin, Noi dobbiamo fare gol là allora. 19 Ude Clifford, 20 Benetti Filippo, Che tribunette? Bortolese Etrusca, 1 Petroleano Alessandro, 2 Minotti Ali, 3 Ariani Riccardo, 4 Granotto Carlo, 5 Guida Roberto, 6 Marchetti Ares, 7 Colomero Sergio, 8 Ferracini Angelo, 9 Giannini Francesco, 10 Ugo Francesco, 11 Lo Piuto Emiliano, porzione di mister Mariani Matteo, numero 13 Fanti Mattia, 14 Tagliato Leonardo, 15 Egovetti Willo, 16 Liberti Riccardo, 17 Cavallari Jacopo, 18 Cavallari Ezio, Segradine. 9. 19 Rocchi Matteo. Guarda che non ci vedo da lontano, quindi Eric, Eric? Aaron il 10. Sì? E quello là, Giolo? E dopo c'è piccolo lì. piccolo. Edo con Champion in mezzo. E Che è poi il 4. Pires. Ok. E quello lì in mezzo? No, piccolo. No, quello in mezzo, Angelo, Pasqualotto. E quello in fondo? Angelo, Pasquale. C'è Edo e No, Pires. quello in fondo là. Quello in fondo è Venuto a parlare Gabriele con Gabriele. Qual è piccolo? Non so cosa gli ha detto. Quello davanti, Ah, quello sì, che sta alzando i piedi. sì, sì, sì. Lo aspettiamo. Dai raga, dai! Non ce l'ha bene. È buona, è buona, è buona. Bravo Simone. Cosa fai? Ah beh, ma è alta. Vuoi il microfono, Eric? Perché non lo vuole mai nessuno? Sì, lo sappiamo. No, lui è capo. C'è anche sua mamma. Dai raga. Allargati. Bravo Simone! Vai, vai lungo. La partita è molto combattuta da una parte e dall'altra. Al momento c'è un po' di confusione. Fuori gioco per la Portuense, l'arbitro ha fischiato. L'arbitro ha sempre ragione, non si può. Sì, da lì. Batte la punizione Goldini. Stiamo alti ragazzi, stiamo alti.
L'avevo detto. Grazie Matteo. Su subito. No, così. La Porca passa miseria. così. E certo vanno avanti, vado come corre quello. Bravo Ado. C'è l'11 che è un treno l'11. Fuori ragazzi, dai, non fatti saltare. Quelli sono falli, infatti. No, al contrario. Ha dato un fallo un po' dubbio comunque. Il fallo era al contrario. Qua gli spettatori dicono che era il contrario il fallo. Ma siamo attenti alle marcature. È alta? Ma tanto. Non tanto, traversa. Avevo visto alta invece ha preso la traversa. Comunque forte. Vuoi fare qualche commento? Balla tutto. Non bisogna saltare troppo. Dovete festeggiare con posto. Girala. A posto. Abbiamo salvato. Bravo Simone! È rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo per Bugnollo. Dove c'è del posto vuoto, mi dici, è andata via la banca. Stava lì, vado un'altra volta. Ripartiamo dalla difesa dell'Unione River con Luca Mancin che si aspetta il rinvio. Vediamo. Sceglie un rinvio lungo, non c'è nessuno libero. Rinvio lungo. Apre le mani. Non le vedete mani.
Beh, per fortuna non gliela data di qua, che se gliela dà all'11. Senti di tornare? L'11 e il 9 corre. Si deve correre, ma eccolo lì. Lunga dalla parte opposta. Vediamo come si conclude l'azione. Porca. Dai, dai che esci. Esci con la palla al piede. Vai Matteo. È in ritardo l'11. È in ritardo, arriva alla fine. Passa del pallone, arriva alla fine. La situazione è ancora sulla 0-0. Vediamo. Lancio lungo dalla Portuense. Bella giocata di Guardiola, vediamo se tiene palla. Bravo Aaron. Fallo a chiudere Edo. Fuori gioco. Fuori gioco. Annullato un gol per fuori gioco. Fuori gioco, è stato annullato questo. È al telefono. Hai visto che il gol è fuori gioco? Luca, è tua? Dai Simo! Bravo Simo! A capire, lancia il pallone e corre. Bravo Simo! Calcio di punizione per la Portuense. Perché ha saltato. Guarda che si è buttato. Vabbè, ha saltato. L'aveva passato. Questa fascia qua bisogna che Eric stia più basso, se no vanno sempre via. Si soffre. Sono in due sulla palla, vediamo chi la batte. C'è il numero 2. Il 10 penso. Penso la tira il 10. La salita, stai davanti alla porta. Bravi. E sono due. È stata deviata in calcio d'angolo. La palla. È tornato già uno. È già in mano.
Mette il calcio d'angolo il numero 8 della Portuense, vediamo. È basso, rimessa dal fondo per l'Unione Riva. Nessuno che dice nessuno. Io non ho provato di dire da sola. Guarda che anche io non mi ricordo. Bisogna prendere un po' di coraggio. È uscita ancora, rimessa laterale. Dai ragazzi, più corsa. Bravo Luca! Bravo Mancio. Sì. Calcio di punizione per la Portuense. La partita è molto spezzettata, c'è un gioco frastagliato. Adesso vediamo se riusciamo a fare il contropiede o un tiro in porta. Bravo! Gol per la Portuense. È stata deviata la palla al portiere ma è entrata ugualmente. Dai Julio! Dai Union! Vantaggio Portuense, assegnato al numero 7, come Rossell. Ciao! Dai! Vediamo calcio d'angolo per l'Union River, vediamo cosa viene fuori. Vediamo partire. Bellissimo. Vabbè, Ancora calcio d'angolo per l'Union River dalla parte opposta. Vediamo cosa succede. Colpita di testa ma andata fuori. Solo per dare la palla libera.
perché è tutto a favore. Questo non era un fallo da fischiare, però era dato. Era un contrasto sulla pala comunque. Sono alti, così fuori testa. 2-0 della Portuense. Dai ragazzi! Dai ragazzi! Dai Junio! Bisogna alzare un po' il ritmo, svegliarsi un attimo, perché sennò ogni tiro fanno un gol qua. Dai ragazzi. Raddoppio del Portuense, segnato numero 9, Oh, era fuori! Era fuori! Oh, guarda lì! È uscita! È uscita la palla! Ehi, vabbè, è tutto a favore loro, ovvio. Non hanno dato il fallo laterale. Un altro gol, eccolo lì. Rimessa dal fondo. Sta fischiando e poi hanno messo giù Dai! Bravo! Bravo! Vai! Ma tira direttamente in porta, non così, si passa il gioco. Vorrei far notare che i ragazzi hanno mangiato il cotechino prima di andare a casa. Mi sembra. Sembra infatti. Sembra essere stata una gran scelta. Siamo noi in affanno di più. Loro corrono di più, hanno più gamba. Vediamo. Quanti sono? 2007 e qualche 2008. Ma anche i nostri. I nostri sono 7-8. Di solito c'è uno di una squadra e uno di un'altra squadra. Uno dell'Union River e uno della Portuense. Mi sta anche perdendo stasera. Sì, basta che prendiamo massimo 4 ore perché la Rocca ne ha prese 5. Se vince lo scontro con la Rocca, è Se lo proprio vinci comunque. deve prendere meno di 5 gol, massimo 4. Ecco. Magari segnare anche.
Prova. Tira. Bravo, bel tiro di Segradin, fuori di poco. Sempre al punto della mano sega. Sai che ti tiri fuori 3 gol. Bravo Edo! Vai Aaron. Riuscire a sfruttarlo. Dai. Posso dirlo bene. Che corsa che è quella? Bravo. L'ha presa. Bravo. Bravo. Fallo laterale per l'Union River. Lasciala per Prova, non perderla così. Vai Edo! Bravo Edo. Bella chiusura di Edoardo. Doveva perdere. Ah, Bravo! Vai, vai! Vai Matte! Vai vai da solo. Ah, c'è Eric, deciso. Subito. Vai! Ah, no, dire. Non l'ha vista. Non l'ha vista. Non l'ha vista. Non l'ha vista. Vabbè, oh, se non l'ha vista. Se la contro di noi la vedevo. Fatto scavalcare. È uscita la palla. Si vedeva che l'Union River facesse un gol per riaprirla. Vedo che sennò sono troppo rilassati. Eh. Quello è un po' di tensione. 29. Ancora iniziato. Boh. Sono, Alle 9. Sono quasi 26. 9-0-2. 9:02. Ci sono altri 10-15 minuti. Fermalo subito. Dai, ragazzi. Bravo. Giallo! Eh sì, dato il giallo. Adesso sono segreti. Se gli arriva una palla giusta. Distanza. Vai! Dai! Vai! No, Troppo sul portiere. devi essere più rapaci, però se arrivi tardi. Più rapinatore di quello. Sì. Non è fallo questo, no? Che palla. Bravo, dai destro, bravo. Bravo.
Se gli chiamano il fallo lo fischia, lo sta abbracciando, lo fischia. Sempre non fischia. Tirala sul primo palo. Distanza. Vai Edo! Parlavo del 7 mi pare. Possibile il 7. C'è un problema di contropiede adesso. Bel recupero di Gargiulo. Bravo. Fa pure le finte. Punizione per l'Union River. Saliamo, saliamo ragazzi. Sali, giocala sulla fascia. Stop, però. Che la palla è ancora Ah. alta? Perché la Se palla palle è ancora rimbalzano alta? così alte. Vedete la bassa. Sbaglia il palleggio, dopo si perde palla. Un altro che spieghiamo un po'. Di qua, di qua. Vieni, vieni, vieni. Non perde la palla così. Allora se ne va, guarda lì. Vai Chen! È un treno. Guarda lì. Bravo, Edo. Vai gol! Vai Edo, vai. Vai Edo, vai Edo, vai Edo! Vai, vai, vai! Bravo, dai. Vai Matte, vai Matte. Vai, Matte! È ovvio. Si butta per terra e fischia. è ovvio. Si è buttata per terra da solo. Si butta per terra e fischia lui. Vabbè. Vabbè. Vabbè, punizione discutibile però. Senti che dove salsiccia? Vai Eri. Bravo, esci, esci. Dai, dai, dai che ce l'hai. Su, su. No, non fare troppi dribbling che dopo la perdi. Pensa a giocare, basta. Perché si è lamentato, l'arbitro ha detto pensa a giocare, cioè, non è stato un gran fallo. No. Mancio tua, esci. Eccolo. Ma doveva uscire lì ragazzi, Vediamoci gol così, scusa. Che gol è? gli regali dei gol così. Vanno tutti, con lo in testa. Una palla che arriva da centro. Dai, sono dei gol assurdi. Questo è un regalato proprio, perché si guardano. Questo sono più alti, però. Inizia a fare dei cambi mister, va là per carità. Devono demoralizzarsi.
Sì, deve cambiarne almeno 2 o 3. C'è la gente che non va. Cosa, Luca non ha mangiato il ciabatte. Bravo, Edo. Dai, dai. Portala, così. Dai, prova. Se la bassa con la palla. È andata alta purtroppo. Così non serve a niente. Ma la prendiamo la foto. Vuol dire che tira così non è alto. No, l'ha rimessa al fondo perché l'aveva toccata l'attaccante. Camsi, ti diverti? Cazzo. Sfoga il tuo entusiasmo con la bandierina, dai. Ma chi ti ha messo lì? Il mister? Vieni dietro la bandierina. Ecco perché c'è una frase. Sì, non ci ho capito, non ci ho capito. Guarda linea, cazzo. Grazie. Via in aria, non lì. Vediamo se riusciamo a fare un gol. No, allora. Sai davanti, nessuno. Giallo per Eric. Quello è un 2007. No, nel 2008. Quello L'11. l'11 del 2008. L'ho biondo, sì. È nel 2008. Nel 2008. Sì. Che mangiate? Dopo abbiamo un Edo Depression. Vabbè. Hai preso 2 o 3 gol assurdi. Dai Edo, esci con la palla. Vai. Bravo. È fuori. Dai ragazzi! Bravo Edo. Bella chiusura di gol. Dai, ragazzi. Dai. Dai Matteo. Dai recupero di piccolo. De Gradin, piccolo. Eric. Ma che è sta roba? A chi? Ha sbagliato il cross. Che faccio? Antonio. Stop. Bravo, bravo. Non è fischiato. Sì. Purtroppo. Mamma mia. Guarda là che è uscita.
Non so. Sono curvo. Vedi niente. Là non si vede perché c'è la tettoia. Devo abbassare di abbasso là ci metto i No! Peccato. Però l'avevo... Sono troppo fiappidi. hanno paura per il sport sono giorni sto solo difendendo non come riescono Chi è? hai vinto 3-0 il giallo il giallo cosa vuoi? Cosa cambia? Non so È sempre da 40 Vediamo quando fischia l'arbitro. pressa. Giolino! Ha sbagliato lo stop. Fuori, rimessa dal fondo per l'Unione River. Tempi da 40 ora. Avevi ragione. 40. 40. Vai a mangiare, Antonio? Erika?
ma stiamo mangiando, quindi niente telecronaca al momento. Più alto, ma non tanto ma più alto, no? Scusami perché guarda, io non ho mai Non mi respiro. Ora come la fare con la mano. Io ho fatto due live e ho buttato a terra. Eccolo lì. Ma allora te lo porti anche per me? No, perché ha detto che non era la gara. Sì, però no, abbiamo sbagliato. Strada non vediamo. Però Stiamo mangiando, arriviamo tra 5 minuti. io avevo fatto la per ragazzi.
L'avevi riconosciuto, scusa. Va bene? Ho salutato te. Va bene, però sono 3-0. Com'è la vostra cosa qua? Purtroppo. Anche con il super segretino, Gli altri sono successi. vero no, Vigilio. È lui il consuotero. Le dirò. Figlio o 6? Quello gioca numero 6. Ma io li ho visti perché ho fatto la classe di classe, allora li ho rivisti Numero 6. Golding. Gli porto? Devo portare il microfono perché stai facendo la telecronaca. Omar, a te l'onore. Devi fare la Ecco, palla Edoardo. Tiro di poco fuori. tirato fuori. No, c'è la tettoia. O stai in piedi, o stai seduto non vedi niente. Vede meglio dalla retta. Cosa fa Romy? Dov'è? È là. Eccolo là. Cambia sempre zona, era via. L'Union River prova a ripartire, il lancio di Edoardo in avanti. Ha messo basso a aiutare Edo. Palla per Sagredin. Era l'unico che non aveva bisogno. Lotta in avanti da parte dell'Union River. Tiri alto il piede. Questo fuori. Tiro fuori di Giatti, mi sembra. Erano l'asilo con la Niki. Ripartenza della squadra rossonera Merda. e bel pallonetto fuori. Coglione. Cioè. Andata fuori, è andata bene. L'importante è che prendiamo il Riparte così con la Rocca. Matteo Senza giocarsi, perché campione. la Rocca ha perso 5-1 con questi. Matteo Dobbiamo Piccolo fare uno, anche se perdiamo 3-1, poi se vinciamo per Alessio Maghini, Tu hai sempre il lato positivo delle cose. fermato. Come fai? Devo dire che è una squadra molto fisica e molto ben organizzata, C'è un'umidità da morire. la squadra rossonera. Ma che anche. non ha fatto gol neanche qua, ma Occasione sfumata da parte dell'Union River. Edo ha un gran piede. Lo dirò sempre. Non lo dico perché in Edo. attacco quest'anno aveva fatto 40 gol. Edo è proprio. Aro in non ce l'ha difesa. proprio- Cioè è bravo Buon ovunque lo intervento. metti, però è sprecato, dei piedi sprecati. Ha lo scatto veloce, le ha tutte. Ma non perché è ragazzo della Niki, ci vedo. Come Aro, se manca Aro non si vede. Salute. Quanto siamo di umidità? Speriamo. Umidità all'80%. Non scherzano mica qua. È piccolino, ha fatto arrabbiare oggi, è stato bravo. Rimessa laterale per l'Union River. L'ho portato in un parco gonfiabili che è di un mio amico. Si prova ripartenza con No, aspetta, sono andata a prenderlo, poi siamo andati a prendere il gelato. Poi dopo l'ho portato al parco gonfiabili.
Poi ho aspettato sua mamma perché mio fratello sta facendo il corso a rinnovo del CPC. Anch'io l'ho fatto 3 anni fa. Finisci mio tardi. Mio fratello adesso ha oggi, quest'altra settimana, Calcio d'angolo per l'Union River. 90 euro. Che rottura di palle però. Che tra l'altro voglio dire. Palla Edoardo. Ecco. Calcio che gli ha dato. Tiro. Hanno perso però un po' loro, Almeno... Adesso lo uccidi. Vai Aaron! Aaron rilancia in avanti. Hanno spostato, vedi perché ha messo dietro Aaron? Hanno spostato un po' Edo, cioè Ecco, parla per Sagredin. Quasi gol. La deviata, calcio d'angolo. Potrei anche dirvi cos'è successo, ma c'ho la tettoia davanti. Allora ho preso traverso. si vede un cazzino da poco. Da là ancora da lassù ancora peggio, vedi solo il gabbiotto. Si vede male, tutto questo campo qua che vedi male. Però il campo è perfetto. Rimessa dal fondo per la Io conoscevo Portuense. perché venivo a casa della mamma della mia collega, eravamo proprio amiche, poi dopo anche al funerale. Prego. Non è un paese così conosciuto, però io ho la mia amica di Yolanda. Portuense in attacco. Intervento difensivo di Cioè, Campion. è arrivato e caduto. Champ. Dalla regia mi dicono Champ. Non ha neanche mangiato. Tiro alto della Portuense. Adesso hanno convocato Edo mercoledì a Padova che giochiamo contro il Venezia. Alla rappresentativa 2008. Ah, sì? Mercoledì Sembra non esserci più neanche una Giovedì zanzara. giochiamo qua contro la Rocca. 2 partite attaccate. Però bella pesa però. Perché là c'è il sintetico, fai più fatica. Cambio effettuato per la Portuense. Dai, ma attendi. Mamma mia, sto qua. Alta. Meno male che c'hai. Azione sfumata della Portuense. Hanno cominciato a perdere un po' anche loro, splendore. Matteo deve essere più preciso, abbiamo fatto un paio di gol, invece non è che dipende se è inserato. No? Roberto, Ma che bravo. Ha rullato? Era fallo quello? Roberto, No, gold, no. ci sei tu? Roby, sai che sei davanti all'altro microfono? Non lo sapevo, c'è il microfono. Ho sentito tutto, Sto accennando. Andremo a sentire la registrazione, ragazzi. Sì. Che commenti. Rimessa laterale dell'Union River. Palla Maghini. Maghini apre in fascia per il numero 20. Ah, niente. Ah sì, ragazzi. Vanno veloci qua. Ci fossero i vigili, multerebbero la Portuense per eccesso di velocità. Spazza Aaron, fallo laterale. Provo a passare il microfono a tutti ma nessuno lo vuole. Questo non è un microfono, è una patata bollente. È una bomba.
Partite come queste nessuno vorrebbe commentarle, perché siamo un po' di parte forse. Riconosciamo un po' la superiorità dell'altra squadra e la correttezza. Salutiamo a casa Cristiano Lucia. Anche la Cinzia è a casa. Salutiamo anche Cinzia. Approfittiamo. Champ, li metti in avanti di testa. Angelo prova a portare su la squadra. E niente. Portuense. Si ringrazia la regia che è sempre presente. Un altro cambio per la Portuense. Esce il numero 11 e entra il numero 16. Prova a impostare il gioco Angelo. Palla recuperata da Portuense. Bell'intervento difensivo. Maghi. Ai ai ai. Brutto fallo da dietro. Maghini subisce fallo. Ecco, palla in avanti per l'Union River. C'è il mister che chiama il direttore, Vocione. Si è fatto notare. Rientrato Gabriele.
Intervento difensivo di Edoardo. Alla Gabriele. Riparte l'Union River con Sagredin. Piccolo. Giatti. Champ. Un episodio un pochino così che non serve, forse. No ragazzi, ho appena detto che è una partita corretta. Tocca rimangiarmi le parole? No. Portuense che lancia in fascia destra. Grande intervento di Aaron difensivo, ripartenza del Champ, sponda di Sagredin, bella azione dell'Union River, sfumata in attacco. È successo qualche cosa qua. Mi devo spostare io? No. Mi sposto io. Mettiti il giubbino. Come stai? Ma prima come mai? Forza? È tornato il telecronista. Punizione dal limite per la Portuense. Ribattuta della barriera. Palla in mezzo per il portiere. Ripartenza dell'Union. Ecco qua. Tiro, gol! Gol del numero 8, Angelo Pasqualotto. Salutiamo Biagio, un grande abbraccio a Biagio che sicuramente ci sta seguendo da casa.
lotta di Matteo Piccolo a centrocampo, intervento difensivo di Edoardo di testa. Un po' di sfortuna anche con i rimpalli. Tiro della Portuense, libera Edoardo. Oh Roberto, ti si può salutare da casa, che sfrutto. Già fatto. Già fatto. Oh, ma nessuno c'ha dell'acqua. Sì? Dopo vado a prendere l'acqua. Il VAR, aziona il VAR qua. Il nostro regista si sta rinfrescando con un integratore Micnusa. Sì. Palla per Sagredì in attacco, Sagredì, uscita del portiere. Come hai visto? Arriva! Lo mangi! Bravo, bravo! Fallo su Maghini. E questa è di Pippo! Punizione per l'Union River. Palla di poco lato. Cambio per l'Union River. Esce campione, entra Fioravanti.
da Portoese di 18 cavallari. 10 minuti. Può sembrare che il microfono non funziona, ma funziona, il microfono funziona. Rimessa laterale dell'Union River. È difficile dirlo. Ripartenza della Portuense, grande intervento del portiere. Bel tiro della Portuense di poco al lato. Meno male che è passata. Allora. Bravo Aaron, intervento difensivo. Un River prova a uscire dalla propria area di rigore. Brutto fallo subito da Maghini. Ammonizione per il numero 14 della Portuense. L'attaccante stava andando in velocità. Nonostante qualche fallo un po' così, partita corretta. Punizione per l'Union River. Fuori gioco. La Portuense riparte. Ricordiamo il punteggio è sul 3-1. Union River che nel secondo tempo sembra aver preso un po' più di animo. Palla recuperata da Fioravanti. Grande Luca, tiro con l'esterno del piede, fuori di poco.
fallo subito dalla Portuense su una ripartenza. Ragazzi, un altro! Il regista chiama un altro integratore. Chi gli va a prendere un'altra biretta? Rimessa dal fondo per l'Union River. Contrasto vinto dall'Union River con Luca Fioravanti che lancia Alessio Maghini, il numero 4 del Portuense, è costretto a buttare la palla in fallo laterale. No, mi c'è per tutti. Ma che cartellino mi dice Palla per Sagredin, grandissima parata del portiere della Portuense. Edoardo recupera la palla. Quello è senza dubbio, da quello lì poi c'è un fallo. Giocatore a terra dell'Union River, probabilmente il giocatore numero 9 Matteo Sagredin. Viene accompagnato fuori. Forse sono crampi, vedendo il massaggiatore fisioterapista che lo sta sistemando. Aaron esce bene dalla difesa, palla per Maghini. Un episodio il quarto uomo sta guardando l'azione al VAR. Quarto uomo dice di proseguire il tutto. Sportellate in difesa.
7 minuti di recupero. 7 minuti di recupero. Ai 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 ai. Cavolo. Devi fischiare! Fischia solo a favore. Speriamo che non si sia fatto nulla di grave. Il nostro numero 8, Angelo. Volante 1 chiama volante 2, volante 1 chiama volante 2, rispondi volante 2, rispondi. Qualcuno che gli va là sotto però. C'è stato un intervento dubbio. Non ha neanche toccato il signore. Qualche contrasto nel finale rende questa partita qua un po' così. Speriamo che i ragazzi non si siano fatti male. Lui sa come fare, fa il fatto suo. Guarda che male. Ah. Lo spray magico, ragazzi. Passano tutto, lo spray miracoloso. Ripartenza della Portuense. La Portuense ha proprio cercato e anche meritato il gol con un'azione di contropiede, con un fallo anche subito. L'arbitro ha lasciato continuare il gioco e sono riusciti a finalizzarla così. Palla recuperata da Portuense, centrocampo. Bella partita. C'è qualcosa che non va. Non pensi? C'è qualcosa che non va. Su cosa? Sì, è così. Gabriele recupera la palla, vince un contrasto.
lancio della Portuense. Buon intervento di Luca Fioravanti. Stanno finendo i 35 minuti di recupero. Ok. Buon intervento difensivo di Aro. Rimessa laterale per l'Union River. Salutiamo anche la Giulia ed Elis. Partita finita qua al campo di Ambrogio. Cambia l'arbitro, è meglio. Ah sì, il regista mi dice di salutare tutti, quindi adesso dimmi. Saluto tutti, notte.